Un increscioso episodio ha interrotto ieri sera lo spettacolo di Tiziano Marchesan, l'attore noto come Pippo Zaccaria, in Corso del Popolo, durante la manifestazione gastronomica Chioggia in Tavola, che la cooperativa di pescatori La Sciabica organizza fino a domenica 26. Il popolare comico non ha potuto portare a termine il suo divertente show di barzellette e teatro, in quanto molestato da un noto sbandato e ubriacone del centro storico, tale Fabio Bighin, che sdraiandosi a terra ha letteralmente fatto scappare numerosi spettatori, tra cui parecchi bambini, a suon di bestemmie, minacce e offese anche alle due agenti di polizia locale presenti in loco. Grande lo sconcerto fra gli astanti, costretti ad andarsene, e per la compagnia di attori ai quali non era mai successa una disavventura del genere. Una città schiava di un paio di sbandati, nessuno interviene e mi chiedo se sia giusto così, ha detto Antonio Duse. Anche tra gli spettatori in effetti è girata la domanda logica: come mai le forze dell'ordine non hanno portato via Bighin, almeno per la durata dell'evento? E sì che il tizio non era nuovo a intemperanze del genere, sia scorrazzando sotto i portici con la sua bici scassata, sia minacciando gli avventori degli esercizi se non gli fanno superare la coda, sia offendendo i passanti e soprattutto le donne che transitano lungo Riva Vena e Riva San Domenico. Almeno in una circostanza, nei mesi scorsi, il molestatore è stato affrontato da una pattuglia della Polizia di Stato che lo aveva ridotto a più miti consigli, anche se più che denuncia a piede libero non può accumulare. Siamo qui da Fair Service di Strada Madonna Marina, stanno facendo dei sconti eccezionali per tutto il mese di agosto. Sulla ferramenta e tutta la utensileria manuale elettrica il 20% di sconto. Legno fai da te e casalinghi il 30% di sconto. Sui tendaggi arrivano addirittura il 50% di sconto. E quindi vi conviene venire, è per tutto il mese di agosto, stanno veramente buttando fuori tutto. Le sigle sindacali CGIL e CISL-UIL del settore trasporti levano gli scudi contro la situazione che si è venuta a creare nella linea 80 degli autobus che collega Chioggia a Venezia, dallo scorso 10 giugno erogata dalla società italo-tedesca Arriva Veneto. Con una lettera inviata anche alla città metropolitana, i rappresentanti dei lavoratori denunciano che Arriva si sta comportando in modo difforme rispetto a quanto scritto nel bando di gara poi vinto, soprattutto per quanto riguarda i 16 dipendenti transitati da ACTV al nuovo gestore. Questi ultimi, per iscritto, dovrebbero godere dello stesso status, norme e diritti rispetto al periodo trascorso nell'azienda Consorzio Trasporti Veneziano, ma di fatto non è ancora così, specie per quanto concerne gli orari dei turni, con nastri anche da 13 ore filate, come prima non accadeva secondo i contratti nazionali e aziendali. I disagi si riverberano sul servizio offerto. Solo pochi giorni fa ben 3 corse notturne sono saltate del tutto. Non posso tornare a casa alle 6 del mattino se finisco di lavorare all'1, lamentano giustamente i dipendenti dell'impresa. Nell'occhio del ciclone anche la città metropolitana, che a dire dei sindacati non offre garanzie né controllo, e l'assenza di riferimenti aziendali al deposito di Borgo San Giovanni, dove ACTV aveva propri funzionari per esposizione dei problemi di categoria. Se a qualcuno dà fastidio che l'extraurbano di Chioggia funzionasse meglio degli altri, dice un pilota, deve adoperarsi per far funzionare meglio gli altri, non per distruggere questo. Ispezioni a tutto spiano ieri sera da parte dei carabinieri della compagnia di Chioggia, che hanno identificato avventori e gestori di 5 locali pubblici tra Brondolo e Sottomarina. Sono in corso verifiche in merito alle licenze e autorizzazioni per quanto riguarda gli esercizi. Nel mirino dei militari dell'Arma anche 70 veicoli per complessive 130 persone identificate. Il massiccio controllo è stato eseguito col supporto di personale del 4° Battaglione Carabinieri Veneto. Pescheria Cam raddoppia la sua offerta eccezionale. Nel negozio situato all'Isola Saloni, da giovedì mattina, 23 agosto, assieme alle orate arriveranno anche le gallinelle, luzerne, sempre in comode casse da 3 kg, a 15 euro la cassa. Il pesce fresco di Chioggia, già apprezzato dal pubblico, sulla tua tavola a prezzi davvero imbattibili. Pescheria Cam all'Isola di Saloni, telefono 041 55 33 591. Un incendio di notevoli dimensioni ha interessato ieri pomeriggio la parte meridionale di Val d'Ario, impegnando 2 squadre di vigili del fuoco da Chioggia e da Cavarzare per oltre 3 ore. Probabilmente il rogo è stato appiccato ad alcune sterpi, sollevando fiamme alte anche 4 metri e una colonna di fumo denso visibile da tutta la città. I pompieri hanno lavorato in condizioni climatiche estreme
per l'alta temperatura e per la difficoltà di accedere al luogo specifico. Su strade sterrate e circondate dai rovi, oltre al notevole traffico lungo la Romea. A fatica si sono addentrati a piedi per spegnere le fiamme, facendo da spola per il rifornimento dell'acqua. Attorno alle 20 tutti i focolai sono stati spenti. Tradizionale appuntamento di fine agosto con Laguna Sud, il cinema fuori dal palazzo, che inizia questa sera e terminerà domenica fra l'isola di San Domenico e il cortile di Palazzo Grassi. Artefice della rassegna documentaria è il regista padovano Andrea Segre, già dietro la macchina da presa per l'arcinoto film Io sono lì, girato a Chioggia. Per 5 giorni su 2 schermi, con inizio alle 21 a San Domenico e alle 21:30 a Palazzo Grassi, scorreranno le immagini di alcune opere di cinema del Reale, scelte da Segre e da Giorgio Cosetti delle Giornate degli Autori, in seno alla Biennale di Venezia. Inoltre i promotori hanno selezionato una decina di giovani videomaker per scrivere, girare e montare in pochi giorni alcuni cortometraggi dedicati al tema Chi ha paura del Barbasucon, ovvero riflettere sul ruolo di leggende e fiabe del nostro rapporto con la paura e sulla paura stessa, che se raccontata e vissuta con cura diventa esperienza di educazione e non strumento per costruire distanze e discriminazioni, nelle parole del cineasta di origine chioggiotta. I corti saranno proiettati domenica sera. Fra gli appuntamenti di questi giorni anche 2 presentazioni di libri. Domani dalle ore 19 a Palazzo Grassi La terra scivola, primo romanzo scritto dallo stesso Segre, mentre venerdì alla medesima ora sarà la volta di Non solo di cose d'amore, saggio di Pietro del Soldà, edito sempre da Marsilio. Domenica sera, prima di svelare i contenuti e le forme dei nuovi documentari Made in Chioggia, anche il reading di Mirko Artuso da vari autori veneti e non, Zanzotto, Trevisan, Buzzati e Calvino, musicato da Sergio Marchesini, dal titolo Ombre, paure tra favole e vino. L'ingresso a tutte le proiezioni e gli incontri è gratuito. Una grande novità è in arrivo per i pazienti che hanno difficoltà di deambulazione e quindi a recarsi in farmacia per acquisire le medicine necessarie al proprio stato di salute. La farmacia Santo Spirito, con sede in strada Madonna Marina 250 a Sottomarina, effettua ora un servizio di consegna dei farmaci a domicilio. Per ottenerli è sufficiente comporre il numero 041 49 2172 e il personale della farmacia Santo Spirito porterà direttamente a casa il materiale ordinato. È la prima volta che questa possibilità viene offerta nel territorio. Amici carissimi di Radio Azzurra, buongiorno a tutti e bentrovati. Dunque ci aspettano ancora 60 ore di anticiclone, il solito anticiclone, ma lassù qualcosa si muove. Perché? Perché un'ondulazione ciclonica di stampo naturalmente oceanico tenta di entrare ed entrerà naturalmente attraverso una perturbazione e lo farà tra venerdì pomeriggio e domenica. Questa perturbazione trascinerà con sé una gran massa di aria molto più fresca di origine naturalmente oceanica, molto fredda, arriva da latitudini nordiche, entrerà come una lama nel burro in Europa, già diciamo da domani, dopodomani, valicherà le Alpi attraverso un sistema prefrontale venerdì mattina e venerdì pomeriggio e lo farà con dei temporali molto intensi che accompagneranno il primo fronte di entrata e poi sabato naturalmente sarà la giornata più instabile e perturbata del periodo e domenica pomeriggio lentamente abbandonerà le nostre regioni settentrionali per portarsi verso il meridione d'Italia, liberando quindi i cieli e garantendo poi di fatto un miglioramento. Questa è la fase, diciamo così, generale. Attestandoci poi su quelli che sono i fatti, quindi 60 ore di anticiclone con temperature sopra media, toccheremo come ieri 32-33 gradi, livelli di umidità molto alti tra domani e venerdì, allora quando l'anticiclone comincerà poi a spansare lentamente. La giornata più difficile da prevedere è proprio venerdì, perché venerdì i potenziali cominceranno a calare, l'umidità si farà sentire, dal pomeriggio sera i temporali cominceranno a valicare ovviamente le Alpi, apportando un sensibile abbassamento termico su quelle zone e in nottato dovremo avere i primi temporali anche sulle nostre zone. Per ciò che concerne sabato, ovviamente molto difficile la previsione, ma sulle zone del nord-est, quindi ciò che ci interessa a noi, i temporali più forti e più organizzati saranno probabilmente nel pomeriggio sera.
Naturalmente il tutto sarà accompagnato da un rinforzo di venti di Grecale di Bona che abbasseranno le temperature anche di 10-12 gradi, portandoci sotto media per lunedì mattina. Naturalmente non è la fine dell'estate, come vi ho già detto, ma un break estivo molto importante che lascerà il segno poi su quelle che saranno le temperature che si avvicineranno poi a settembre. Dunque ancora un po' di attesa per chi soffre il caldo e purtroppo naturalmente per chi ama il caldo invece questa è la fine di anticicloni tipicamente estivi. Buona giornata a tutti.